Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Mercato Batman Napoletano. Come state? Va giù? Spero tutto bene. Allora, va giù, in questo video è un video un po' diverso dagli altri, ok? Perché in questo video vi porterò un contenuto abbastanza diverso. Perché io vi racconterò la mia storia da tifoso del Napoli, di tifoso del Napoli, mentre mi vado a tagliare completamente tutta la barba in diretta sotto questo video, come vedete. Poi tra l'altro io tengo solo un po' di barba qua, un po' di barba qua, non è neanche barba, un po' di peluria, perché non me la faccio da un po' di giorni, da 2 o 3 giorni, se no tipo se la lascio per tipo 2, 3, 4, 5 mesi, e ci ho provato anche durante l'anno scorso, tipo la lasciai da dicembre a marzo e era lunghissima. Poi la stessa cosa la feci tipo da maggio, inizio maggio a metà giugno più o meno, dove non la tagliai proprio, quindi pensate alle mie condizioni. Però vabbè, mi vado un po' a togliere qua e qua, a destra e a sinistra, e un po' il pizzetto che lo tengo. Devo dire che ci ho messo quasi un mese a farmelo crescere così. Ovviamente mi toglierò anche qua sotto, non so se vedete, che tengo qualcosina, e vabbè. Vabbè, ve l'ho detto, mi toglierò il pizzetto, che poi spero che mi crescerà il più presto possibile, perché io avevo in mente di farmelo crescere proprio lungo, però mi hanno dato l'idea, anzi, dei miei amici, di fare questo video. E questo, come vedete, tengo la schiuma da barba, tengo il lavandino pieno d'acqua qua, e poi la lametta. Non uso come si chiama, il rasoio, perché non ce n'è bisogno, quello se ne parla quando mi farò grande. Allora, iniziamo subito. Allora, io da bambino devo ammettere, come ho detto prima, vi racconto la storia mentre mi faccio la da bambino devo ammettere, forse l'ho messa un po' troppa, non tifavo Napoli. Perché? Perché io devo ammettere, sembra strano, un napoletano, da napoletano, tifavo Juventus. Perché? Non è che mi andavo a vedere le partite della Juve, perché ovviamente ero piccolo, erano questi 5-6 anni, 6-7 anni più o meno. Non era finita la cosa nell'orecchio, se vedete che guarda avanti perché tengo lo specchio. E vabbè, però andavo, diciamo, mi facevano vedere anche dei video che praticamente di uno dei giocatori più forti della storia dell'Italia, cioè anche della Juventus, era Andrea Pirlo. Che cavolo, non riesco a mettere un po' di ok. Era Andrea Pirlo, grande centrocampista. Ovviamente ve l'ho detto, non è che mi andava a far vedere le partite della Juve e tutto. No, ne dovrei mettere un altro po'. Però vedendo questi video dicevo, mi piaceva questo centrocampista, e quindi di conseguenza mi piaceva la Juventus. Però ve l'ho detto, non è che andavo a vedere le partite e tutto. Però mi ricordo che ci fu un evento che mettiamo un po' qua, che praticamente era tipo 2021, no, quale 21? 2019, scusate, che prima del Covid più o meno, che praticamente feci comprare a mio zio il cappellino della Juve. Tra l'altro era molto arrabbiata questa cosa, e mi ricordo che tipo non mi parlò per 2 giorni, una cosa del genere. Stavo qua sul baffetto, Cristo, no, non mi parlò per 2 giorni. E questo, e ora mi lavo un attimo le mani, e praticamente però poi mio zio mi portò a vedere una festa che si
sempre nel 2019, inizio 2019, però non mi chiedete quale festa del Napoli, che forse la Coppa Italia, no, quale Coppa Italia, quello l'abbiamo vinta dopo, non mi ricordo, però una festa di tifosi napoletani e lì decisi appunto di iniziare a tifare Napoli. Dopo diciamo aver visto quella festa che mi ricordo che ero in braccio diciamo a mio zio, poi non proprio in braccio, stava mio cugino in braccio mi ricordo, però mi preso un pochino in braccio perché ero bassino, abbastanza bassino, quindi non riuscivo a vedere bene perché stavano dei fuochi d'artificio, quindi stava miliardi di gente che non si vedeva quasi niente, e questo. Poi vabbè dal 2019 più o meno dove l'ho detto di iniziare a tifare Napoli e praticamente andai quasi sempre allo stadio con ovviamente mia mamma, a volte anche con mio zio, questo. E vedevo sempre, per esempio, una partita, mi ricordo che non mi rimane tanto impresso, però era un Napoli-Milan che finì, se non sbaglio, per 2-1 o 3-2 per il Napoli, adesso non mi ricordo, dove là proprio successe un casino proprio, un casino allo stadio di Armando Maradona, all'epoca si chiamava San Paolo. Allora Maggio, io ora mi pulisco la faccia con un po' d'acqua. Ok, ok, ora mi metto dopo l'acqua. Vabbè, stavo dicendo, da lì ho iniziato a essere un tifoso sfegatato come sapete voi ad oggi, fino ad arrivare appunto ad andare in curva B e tutto. Fino ad allora io non è che andavo in curva, cioè a volte andavo in curva B, sono sempre andato in B, però molto spesso per diciamo non rischiare tanto andavo sempre in luoghi un po' più tranquilli, ecco, un po' più tranquilli, come per esempio o i distinti inferiori oppure la tribù, una family. Diciamo che ho incominciato da tipo un annetto, due, anzi 2 anni e mezzo ad andare in tribuna family, cioè no scusate, ad andare in curva B. Questo. Poi vabbè lo sapete, a volte vi porto anche dallo stadio qualche partita, qualche intervista. Questo diciamo. Bene ragazzi, se vi è piaciuto questo tipo di contenuti, adesso finisco di spalmare un po' di sfumata barba, scusate, volevo dire un po' di dopo barba, spalmo un po' perché è rimasto ancora un pochino, giusto poco, e vabbè, ci vediamo in un prossimo video, vi ricordo di lasciare like e di girare il video a tutti quanti, e in descrizione ci sta il link per le donazioni per altre sfide così, se le volete altre sfide così, oppure a McDonald's. Vabbè, aiuto, ciao.